Ci sono parecchie incertezze sul regolare svolgimento dei prossimi esami di maturità. Si stanno accavallando diverse ipotesi ed indiscrezioni per cercare di superare l'emergenza coronavirus nel migliore modo possibile. Tutto dipende dalla riapertura delle scuole, ipotizzando il ritorno tra i banchi di scuola nel prossimo mese di maggio. Si vocifera, ma non è confermato, della possibilità che in quest'anno accademico non ci sarà alcun bocciato, nemmeno tra gli studenti rimasti indietro in qualche materia, con possibile recupero delle materie l'anno prossimo. Di recente il ministro dell'istruzione Lucia Azzolina aveva sottolineato la necessità di un veicolo normativo per cui quanto prima si potranno dare delle risposte sull'esame di Stato e di terza media. Per modificare maturità ed esame di terza media si deve per forza mettere mano al decreto legislativo 62 del 2017 e non è cosa di poco conto. Al momento infatti la prima prova dell'esame di maturità è fissata per il 17 giugno. Sarà in ogni caso una maturità light con 6 commissari interni ed un esterno e molto probabilmente con una tesina al posto della seconda prova scritta. Non si terrà conto delle prove invalsi e dell'alternanza scuola-lavoro. Se si tornerà a scuola a maggio, il 17 è secondo molti la data limite oltre la quale è impossibile pensare di tornare a scuola, tutti gli studenti, anche quelli con insufficienze, potrebbero essere ammessi regolarmente all'esame di Stato. Se non si dovesse tornare sui banchi, si potrebbe invece pensare di impostare la maturità con unica max prova orale della durata di almeno 60 minuti, con svolgimento di esercizi o traduzione in base all'indirizzo di studi. In altri casi d'emergenza, come è successo in occasione del post-terremoto dell'Aquila, si agì proprio così. In tal caso l'orale potrebbe valere 60 punti nel compito complessivo del voto finale. Sottolineiamo che si tratta solamente di ipotesi. Resta in piedi lo stesso discorso anche per l'esame di terza media, e cioè l'ipotesi del max colloquio. Tutto dunque è rimandato a metà aprile e solo allora sarà inevitabile prendere tutte le decisioni e organizzare con 2 mesi di tempo gli esami di maturità per mezzo milione di studenti nel miglior modo possibile, nonostante la situazione di emergenza.